Un anno fa esatto, Vicenza piombava nel dolore, il duplice femminicidio in cui furono uccise prima Gabriela Serrano, poi Lidia Milikovic, dall'ex compagno e ex marito, che poi si è tolto la vita in tangenziale. Da quel giorno non mancano fiori in via Vigolo, una processione silenziosa e una vicinanza emotiva che a Vicenza si è trasformata in una maggiore consapevolezza femminile e interesse relativo a questioni di genere. Che cosa è cambiata? Sicuramente è cresciuta la consapevolezza del problema e all'interno della città ci sono stati vari dibattiti, varie iniziative a sottolineare l'importanza, a sottolineare l'attenzione che deve essere sempre esercitata e soprattutto abbiamo noi per esempio come associazione cercato di fare molta per esempio prevenzione nelle scuole. Dopo il Covid si è assistito ad un'escalation non solo numerica delle violenze rivolte alle donne, ma anche in termini di efferatezza. Segnalano anche un altro aspetto che è l'aumento un po' di azioni efferate, cattive, insomma, no? La violenza assume anche questa tinta un po' più, diciamo, sadica. Al centro antiviolenza comunale di Vicenza nel 2022 sono state accolte 163 nuove richieste di aiuto per un totale di 272 donne seguite. Allo sportello antiviolenza di Arzignano sono state 95 le donne seguite nel 2022, di cui 59 nuovi casi, mentre allo sportello Donna Chiama Donna, che si occupa di consulenze legali, psicologiche o di ascolto, ha preso in carico 55 donne. L'appello delle volontarie si rivolge alle istituzioni affinché le donne vittime di violenza siano messe nelle condizioni di poterne uscire. Noi sappiamo che l'autonomia sarà completa quando queste donne potranno avere un'abitazione adeguata per sé e per i propri figli, quando potranno avere un lavoro per il quale possono mantenersi in maniera onorevole e dignitosa, e questo non lo possiamo dare noi, questo lo devono garantire le istituzioni, perché molto spesso molte donne si fermano prima di andare avanti a completare la denuncia proprio perché si chiedono poi dopo cosa accadrà.